Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Senza offesa finalmente non trovato cusenza. Serie B dopo 15 anni d'assenza. E se fino alla finale non ci abbiamo fatto via la palla. E perché in campo siamo 12. C'è Gigi Marulla. C'è Gigi Marulla. Per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol di Marulla. È banale, però io penso che questo sia un regalo anche per lui perché tante volte scherzavamo che cercava un Cosenza in cui rivedere quello suo. Credo stasera di poter dire, senza essere smentito da lui, che sarebbe orgoglioso di questo Cosenza e gli abbiamo restituito un Cosenza di cui essere orgoglioso e essere fiero. Tre anni fa la prematura scomparsa di Gigi Marulla, campione rossoblu, capitano indiscusso dei Lupi. Sono trascorsi 3 anni, ma il suo ricordo è vivo non solo fra i tifosi del Cosenza, fra gli addetti ai lavori, fra tutti noi. Noi con questa copertina abbiamo voluto proprio dedicare la trasmissione di oggi a Gigi Marulla perché ricorre proprio l'anniversario dalla sua scomparsa. Vado a presentarvi con emozione gli ospiti di oggi. Questo pomeriggio è con noi Raffaele Truncè di Perform Group e anche direttore di Sport Team Calabria, neogiornalista possiamo dirlo. Raffaele, a te fra pochissimo chiederò proprio il ricordo anche su Gigi e la stessa cosa al nostro amico di Ten, Pippo Gatto. Buon pomeriggio. Grazie per l'invito, buon pomeriggio. Allora iniziamo da te Pippo. Gigi, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, il ricordo è sempre vivo e poi la vittoria del campionato, della Serie B di quest'anno, era normale che lo ricordassimo anche così. Normale che lo ricordassi così, anzi io sono rimasto anche colpito. Anna, complimenti per il montaggio del video, mi è piaciuto tantissimo, perché non sembra, come dire, forse se per qualcuno sembra scollegato, la vittoria del campionato, anche a me mi trema un po' la voce, solamente pronunciare la parola Pescara. A Pescara non ricordarsi di Gigi Marulla, che oggi purtroppo un triste anniversario. Quando ero a mare mi è arrivata la telefonata tipo, sì. Sono rimasto, cioè, ma sei sicuro? Purtroppo è accaduto quello che non doveva accadere. Insomma, Gigi ci ha lasciato, però molti hanno commentato, così come questi bravi ragazzi che hanno fatto la canzone su Careca, e il Cosenza a Pescara ha giocato in 12, sì. Perché c'era pure Gigi, e a lui è dedicata non solo questa giornata di oggi, ma questa Serie B, così come ha detto Kevin, a mio avviso è tutta sua. Se voi andate a rimettere insieme i punti, vedete che c'è la zampetta sua, c'è la zampetta sua in ogni cosa, c'è l'autorete con il Sud Tirol, i gol di Bagley, cioè, sembra che a un certo punto entra proprio lui, dall'alto devia il pallone. Gigi, sei sempre con noi, ti vogliamo bene. Raffaele. Sì, intanto sì. Buon pomeriggio a tutti. Effettivamente è una giornata importante, se vogliamo, perché Marulla è stato un esempio, secondo me, non solo per Cosenza, ma per tutta la regione Calabria. È un esempio di virtuosismo, di passione, di appartenenza ai propri colori. Dovunque è andato ha dato tutto se stesso, non solo come calciatore, anche come uomo, era sempre disponibile.
è stato un uomo d'altri tempi e credo che sia un personaggio sportivo di Cosenza che vivrà nell'eternità. Piccola parentesi, fra poco ci collegheremo anche con il mio compagno di viaggio Attilio Malera, stanno cercando di ripristinare il collegamento via Skype, intanto proprio iniziamo dalle notizie del giorno, Pippo, o meglio dalla notizia di ieri in serata che poi avevamo già anticipato, anticipato già ieri nella nostra trasmissione Calcio e Mercato. Tutino purtroppo ha lasciato Cosenza, purtroppo lo sapevamo già, però insomma si è accasato con il Carpi. Quando hai la brutta notizia di solito l'hai sempre e non vuoi mai dirla perché magari all'ultimo momento c'è il miracolo, accade questo, accade quello. E Tutino probabilmente non è stato deciso ieri, ma era già stato deciso che dovesse andare a Carpi, fra Giuntoli e il DS del Carpi c'era già qualcosa di più. E probabilmente l'accordo si è provato fino all'ultimo momento a strapparlo, ma non è operazione all'ultimo momento. L'ultimo momento probabilmente la pressione del giocatore che voleva a tutti i costi rimanere a Cosenza, tant'è che ieri ha lasciato anche un messaggio significativo, vi ho nel cuore, mettendo la fotografia della curva di Pescara. Gennaro ha fatto grandi cose a Cosenza è diventato a mio avviso campione, con il Cosenza non solo è maturato, ma ha avuto la possibilità, grazie a Braglia, di mettere in luce le sue caratteristiche. Il gol di Pescara che un po' ha fatto aprire la bocca a tutti coloro che erano sugli spalti, il gol che ha praticamente messo il timbro del 2-0 su una partita importantissima per esecuzione, per intelligenza, perché se voi vedete quel gol vedete come prende in giro il suo difensore, gli fa due finte, lo butta da una parte, praticamente il difensore non ci capisce niente, giusto perché lui stava pensando di caricare quella botta che ha infilato poi nell'angolo preciso, che è deviata, perché parte e fa una specie di mini parabola e si infila nel punto giusto al momento giusto, proprio un gol che è un capolavoro. E dobbiamo anche dire che Tutino deve dire grazie a Cosenza e al pubblico di Cosenza che lo ha sempre sostenuto, nonostante, come dire, Tutino è arrivato per gradi a questa finale, ci ha fatto disperare, diciamo la verità, molti gol li ha mancati sotto porta, però lo si è sempre perdonato perché la gioventù, ovviamente l'esperienza, si fa proprio magari facendo gli errori. E poi con Braglia, che lui nell'ultima intervista che gli ho fatto dopo Pescara lo ha definito il mio papà putativo, per il semplice motivo che Braglia ha questa caratteristica molto importante, soprattutto con i giocatori che, non dico in difficoltà, ma che lui magari vede imbronciati o che in campo non riescono, li acchiappa, li mette da parte, come si dice in gergo, li confessa. E fino a che non riesce a capire qual è il problema, riesce a dare quella motivazione in più, riesce a ricostruire, a dargli quella cosa in più. Tutino adesso non c'è e sarà compito del DS, penso che già ci stava lavorando da prima, Trinchera, a trovare un valido sostituto. Inutile piangere sul latte versato. Attilio, dovremmo avere Attilio in collegamento. Vediamo un attimino se ci dà le notizie del giorno, partendo proprio da questo addio di Tutino. Buon pomeriggio Attilio. Purtroppo è caduta di nuovo la linea, vediamo un attimo di collegarci. Intanto Raffaele, Tutino, abbiamo messo da parte questo capitolo, però insomma si punta su tanti nomi importanti, c'è anche questo Bearzotti nelle ultime ore che sta uscendo, insomma ieri sera anche l'accordo, la firma con Alain Baclé, quindi piano piano i tasselli si stanno mettendo via via a posto. Sì, pensando che Baclé è comunque una prima punta, quindi ha caratteristiche un po' diverse da Tutino, però volevo aggiungere che Tutino è forse un po' lo specchio del Cosenza dell'anno scorso, perché anche lui non era partito benissimo, anche per la tattica di Mister Fontana, partito 4-3-3, largo a destra, forse le sue caratteristiche non erano messe in risalto, però piano piano ci ha dato dentro, è cresciuto come il Cosenza con tutti quei risultati. Poi ovviamente la mano di Braglia si è vista, l'ha messo più vicino alla porta, probabilmente lo ha fatto correre anche di meno, però in maniera molto più efficace e molto più sotto porta. E da lì ovviamente un giocatore come Tutino per Cosenza rappresentava un valore aggiunto. Sarà difficile appunto
sostituirlo, però c'è questo accordo probabilmente che verrà ufficializzato nelle prossime ore con Bearzot, e con la speranza che anche lui può fare, insomma, lo stesso percorso di Tutino. Attilio, in questo momento dovresti essere collegato con noi, ci riproviamo, vediamo un attimino. Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Pippo, buon pomeriggio a Raffaele, Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito e un saluto ai nostri amici che ci seguono da casa. Sì, avete detto praticamente voi tutto sul Crotone. Avete detto praticamente voi tutto sul Cosenza. Partendo dal Crotone, invece, il pericolo Palermo per Riccardo Marchizza. Nonostante tutto, il Crotone resta assolutamente in pole position, mentre per quanto concerne Aieti, una pista che stiamo cavalcando da giorni, nella giornata di ieri c'è stato un interesse forte da parte di un paio di club polacchi, ma c'è la volontà del calciatore chiara, precisa e ben delineata a tornare in Calabria. Passando invece alla Serie C, Catanzaro scatenato, proprio per questo non riuscivamo a prendere la linea, conferme su conferme. Ci arriveremo per gradi. Confermate le nostre anticipazioni, ieri ha firmato Figliomeni, è stato ufficializzato anche Giannone, forte interesse per Lorenzo Di Livio e per Marconi dell'Alessandria, ad un passo anche l'arrivo di Dumbia battendo la folta concorrenza, e soprattutto il Catanzaro pensa a Cacia per l'attacco, un possibile cavallo di ritorno. A sorpresa il Catanzaro sta pensando a questo grande colpo da regalare ai suoi tifosi. E poi la Vibonese, che dopo aver ufficializzato in prestito con diritto di riscatto Scacca Barozzi, punta Prezioso di proprietà del Napoli, e punta anche a Martin della Feralpi Salò. Chiudo con la Regina, piccola apertura del Catania all'arrivo di Ripa, e attenzione anche alla pista che riguarda Davì, nome nuovo in uscita dalla Feralpi Salò. Cosenza che, Pippo, dovrebbe partire proprio in queste ore per il ritiro, insomma hanno fatto le visite mediche, le varie, insomma, i test atletici e tutto quanto. Adesso c'è il ritiro di San Giovanni in Fiore, poi una serie di amichevoli e poi ovviamente aspettando il sorteggio dei calendari per quanto riguarda la Coppa Italia. Sì, il Cosenza ha appena finito il ritiro, appena finito il pre-ritiro, praticamente le visite e i test da stress sul campo. Abbiamo rivisto praticamente quasi tutta la rosa dell'anno scorso, mancando gli unici, Tutino e Ocherè, che non solo loro, ma mancava anche Calamai, mancavano i non confermati che sono rientrati in sede, come il portiere Zommers, come Ramos. Insomma, sono partiti quei 18-19, poi ovviamente adesso si aggregano alla fine 17 più 2, 19, perché sono arrivati, il giorno dopo sono arrivati Palmiero e Anastasio che mancavano dalla conta, e arriveranno a San Giovanni in Fiore, al fresco di San Giovanni in Fiore. Meno male, perché qua a Cosenza il caldo ci sta un po' portando finiti, come si vuol dire, fra virgolette. Dalle nostre parti. Dalle nostre parti, e possiamo anche dire che a San Giovanni in Fiore c'è un programma calibrato su misura, quasi un abito, perché il tecnico ha predisposto al momento solo 2 amichevoli, una con la Morrone e l'altra con il Corigliano, perché come tutti sappiamo il 5 comincia la Coppa Italia, il 5 di agosto, oggi ne abbiamo 19, praticamente abbiamo giusto 3 settimane neanche, il tempo di fare la preparazione, e arrivare un po', quantomeno, non dico scarichi, ma quantomeno arrivare in condizioni di poter giocare questa partita di Coppa Italia. Coppa Italia che domani vedrà il sorteggio e vedremo qual è la squadra che capiterà al Cosenza. Sicuramente una squadra di Serie C, e sicuramente si giocherà fuori casa, così come capita a tutte le squadre di B che entrano nel secondo turno. Con Raffaele invece volevo affrontare la questione che riguarda lo stadio. Lo stadio di Cosenza in fase di, insomma, di ristrutturazione, tra virgolette, per quanto riguarda gli ambiti della Serie B, e a Crotone invece c'è anche questa tegola. Il Crotone che attende ovviamente di sapere notizie di un ripescaggio in Serie A, e poi c'è questa grana, possiamo chiamarla così, stadio, perché è scaduta la convenzione e la sovrintendenza non ha intenzione di fare alcuna proroga. Sì, diciamo niente di nuovo, fino al 18 c'era la convenzione, la proroga affinché la tribuna sia agibile insieme alla parte alta della curva. Oggi
In una conferenza stampa si è espresso anche il sindaco pugliese dicendo che ovviamente il comune, ma credo anche la società, sicuramente non resteranno con le mani in mano, non assumeranno assolutamente un atteggiamento passivo, però è pur vero che per il momento, insomma, è il primo giorno, chiamiamolo così, abusivo delle nuove strutture dello stadio Ezio Scida, però sicuramente ci saranno delle soluzioni che tra amministrazione, società e sovrintendenza ci sarà qualcosa da attuare sicuramente. Andiamo a vedere proprio una clip che riguarda il Crotone, poi torneremo da Attilio che ci darà le ultime sia su Crotone che su Cosenza, su qualche altra squadra di Serie B. Andiamo a vedere questa piccola clip. Siamo tutti concentrati al 100% per ascoltare il mister, c'è tanta voglia di far bene e ci stiamo divertendo e stiamo dando il massimo. Sì, naturalmente, come hai detto tu, il mister nuovo e ci sono tante novità, come è normale che sia. Stiamo cercando di adattarci e di seguire alla lettera quello che ci sta chiedendo il mister. Sì, ho già conosciuto Mascheroni e Allevi nei miei 2 anni di primavera al Milan e sono davvero felice che sono qua. Sono 2 ragazzi molto bravi, molto preparati e ci aiuteranno molto in questo percorso. Sì, è giusto che nella preparazione si faccia fatica per prepararci infatti al campionato, però siamo un grandissimo gruppo noi e ci divertiamo sempre, facciamo tutto, lavoriamo con il sorriso. No, certo, io mi sono trovato veramente molto bene in questa squadra, in questo ambiente, mi hanno accolto benissimo come una famiglia, perché noi siamo una grandissima famiglia e sì, sono felice per i miei risultati, peccato per l'anno scorso che non ci è girata bene, secondo me abbiamo avuto qualche cosa contro, però va bene, puntiamo a fare bene quest'anno e cerchiamo di dare il massimo e fare al massimo. Sì, continueremo con gli allenamenti sempre al massimo e poi arriveranno le amichevoli per testare le idee del mister. Parlando proprio di, mentre sentivamo l'intervista a un giocatore del Crotone, stavamo parlando a microfoni tra virgolette spenti di questa sorta di penalizzazione che dovrebbero infliggere il Tribunale al Chievo. Insomma, Raffaele, come la pensi? Pensi che ci sarà questa possibilità di rivedere di nuovo il Crotone in Serie A? Allora, guarda, tralasciando un attimo il Crotone, allora io se vedo la richiesta della Procura leggo 15 punti di penalizzazione da infliggere al Chievo, poiché per 3 anni consecutivi avrebbe effettuato degli illeciti amministrativi poi volti all'illecito sportivo e quindi 5 punti di penalizzazione per ogni anno. Sì. Ora, lasciando stare che al Crotone, comunque per il Crotone è una richiesta tra virgolette positiva, perché gli darebbe la possibilità ovviamente di ritornare in Serie A, di essere riammesso, non ripescato in Serie A, sì. Però se io lo guardo con occhi diciamo non calabresi, io non sarei così contento di questa sentenza, perché se io pensassi che per avere la licenza nazionale e iscrivermi al campionato di Serie A assumendo dei parametri ipocriti e comunque falsi, me la cavassi semplicemente con 5 punti di penalizzazione nel campionato in corso o quello appena finito, magari una società come l'Udinese, la Fiorentina e il Torino che non hanno grandi possibilità di retrocedere se gli fosse inflitta questa penalizzazione, gli darebbe modo di continuare su questo andazzo. Secondo me tu dici che creerebbero un precedente, ecco. Ma il precedente io credo che si crei in qualsiasi caso. Io ho letto le carte, una cosa che mi dà proprio all'occhio, lasciando stare, ripeto, mettiamo da parte il Crotone e magari l'essere di parte, una città come il Chievo non può valutare un ragazzo come Carlo Alberto Tosi, che a 17 anni non ha mai esordito nella primavera del Chievo Verona, lo ha venduto al Cesena, società complice, ritenuta complice del Chievo, a 4.500.000 euro. L'anno dopo Tosi non ha fatto nemmeno tutte le partite in primavera col Cesena, ne ha giocate solamente 11, di cui solamente 2 per 90 minuti. Un giocatore che vale 4,5 milioni di euro non si può definire tale. Le plusvalenze per bilanciare i bilanci, sì. Dai. È una storia vecchia come il cucco. Purtroppo ci sono queste armi e dandole in mano a chi gestisce milioni e milioni. La vicenda del Milan di queste ore è proprio da esempio, perché il Milan sta avendo grandissimi problemi proprio per questi bilanci e perché la UEFA non gli ha riconosciuto
come dire, questo comportamento regolare. Ancora è tutto da verificare, ovviamente non è che stiamo dando sentenze, stiamo facendo cronaca e raccontiamo quello che è accaduto, così come ci racconti di Tosi nelle carte sta scritto che questo ragazzo, 4 milioni e 100, sembra esageratamente una mossa per bilanciare, insomma alla fine per far quadrare i conti, ed è giusto, come dice il nostro bravo amico, di dare una punizione e dire guardate, così i bilanci non si possono fare. Anche perché il Chievo comunque per tanti anni sembra, insomma, è stata sempre una società che in Serie A sì, è stata bene, vero Raffaele? Comunque sì, insomma, ha un po' lasciato tutti di stucco questo comportamento, questo modo di fare, come vogliamo chiamarlo? Beh sì, diciamo che ha sempre avuto i pareri favorevoli della Covisoc, quindi il bollino Covisoc è sempre stato di casa a Verona, però è chiaro, se il bilancio è in questa maniera perché fai degli illeciti, allora non va più bene, ovviamente. Bisogna vedere se è illecito, se realmente, perché ovviamente è opinabile dal punto di vista giuridico, la valutazione di un giocatore puoi sempre dire, comunque in potenza un giocatore può valere 4 milioni, e lì il problema è che bisogna avere il diritto fino a che punto riesce a smantellare un giudizio del genere, perché non è semplice. Vedremo il tribunale, dici tu, anche da legale, se non sbaglio. Vedremo il tribunale cosa ci dirà. Intanto Attilio, volevi intervenire anche tu, darci qualche ultima chicca di mercato? Sì, assolutamente, però legandomi al discorso che giustamente faceva di studio, io condivido in pieno la linea di Raffaele. Io credo che le carte parlino chiaro. Se esiste realmente una giustizia sportiva, il Crotone ha moltissime chance il prossimo anno di giocare nuovamente in Serie A. Abbiamo sempre fatto il discorso che siamo in Italia, molto spesso la burocrazia regna, non sono assolutamente retorica, ma io credo che la richiesta della Procura federale sia stata una richiesta pesante. Una richiesta di 15 punti e una richiesta di inibizione di 36 mesi per Campanelli non può essere cancellata, può essere modificata, può essere abbassata, ma certamente il danno per il Chievo io credo ci sarà per come si stiano mettendo le cose. Ma ritornando per un attimo sul mercato, siamo in grado di dare un nome nuovo per la corsia sinistra del Crotone, verificato in questo momento, è duello con il Campi per Salvatore Delia, che è uno di quei calciatori che si è trovato improvvisamente senza squadra per il fallimento del Bari. Legandoci proprio a questo argomento già affrontato nella giornata di ieri col direttore Neorusso e con Adriano Fiore sul fallimento del Bari, Henderson, blitz del Parma nella serata di ieri, che ha praticamente sbaragliato la concorrenza del Bologna. Galano, lo abbiamo detto, è vicinissimo al Parma. Un altro calciatore come Javan Anderson è sempre più vicino all'Udinese. Ma ritornando al Crotone, per chi si fosse messo in collegamento adesso, nuova idea per la fascia sinistra, piace moltissimo il profilo di Salvatore Delia, rimasto senza squadra dopo il fallimento del Bari. E con queste notizie ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo, poi continueremo a parlare di calcio e mercato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentrovati di nuovo con Calciomercato. Allora, stiamo parlando di Crotone, Cosenza. Facciamo anche un piccolo punto sulla Serie B, mentre Enzo Leonetti in regia ripristina proprio il collegamento da Milano con Attilio Malena. Insomma, una Serie B che è ancora tutto un interrogativo, Raffaele, perché le squadre ripescate, in un primo momento si parlava di Siena e Ternana, adesso sono spuntate Novara e Catania, insomma, tutto ancora in itinere, ecco, possiamo dire così. Sì, diciamo che non abbiamo cambiato nemmeno argomento perché si parla sempre di giustizia italiana. Ovviamente il fallimento di Bari e Cesena, in un primo momento c'era un blocco di ripescaggi, poi la FIGC non ha adottato quelle contromisure che la Lega di Serie B aveva cercato appunto di adottare, si è riaperto il criterio dei ripescaggi in cui sembrava in un primo momento che squadre come Catania e Novara non rientrassero in questa griglia poiché penalizzate
negli ultimi 5 anni ci ricordiamo i treni del gol, i famosi treni del gol a Catania, mentre invece sembra che queste due squadre abbiano aggirato ancora una volta la giustizia italiana, rientrano quindi tra le papabili, perché il criterio di ripescaggio, ricordiamo, non tiene conto solo dell'ultima posizione in classifica dell'ultimo anno, ma ci sono anche percentuali legate alla media spettatori degli ultimi 5 anni, una percentuale legata ai meriti sportivi della società, quindi della città, eccetera, eccetera, e in questo ovviamente squadre come Catania e Novara, che hanno fatto tanti anni di Serie A, rispetto alla Ternana che ne ha fatti solamente 2, se non ricordo male, possono scavalcarli in classifica e, perché no, ritrovarceli in Serie B. Pippo, tu avevi un'ultima sì, ora. L'ultima ora dal sito ufficiale del Cosenza Calcio è stato rinnovato il prestito di Mattia Trovato che è arrivato all'ultimo momento inaspettatamente in ritiro, non lo si aspettava subito, ma si aspettava l'ok alla Fiorentina, che la Fiorentina c'era già, come tutte le cose burocratiche. L'imprimatur è arrivato solamente oggi, è ufficiale quindi da 5 minuti che Mattia Trovato anche per quest'anno vestirà in prestito alla Fiorentina la casacca rossoblu. Attilio, siamo collegati con te, vediamo se c'è... Una domanda gliela posso fare ad Attilio? Sì, come Attilio, no. perdonami, mi arrivano messaggi dal mio amico Angelo, mi manda un messaggio che è per te, ma dico il Cosenza, su tutte queste case cadute, che non sono casettine, sono palazzoni, tipo Bari, Cesena. Bari e Cesena, non pesca niente da queste società? No, al momento semplicemente per il fatto, semplicemente perché sono calciatori che hanno degli ingaggi totalmente fuori portata. Facciamo l'esempio che stiamo facendo ormai da diversi giorni: Galano, che a Parma andrà a guadagnare una cifra molto vicina al milione. Poco meno Javan Anderson, si viaggia sui 500-600 mila euro a stagione. Per Delia siamo al di sotto, ma in questo momento il Cosenza non sta trattando almeno nessun calciatore del Bari. Credo possa trattare qualcosa per altri fallimenti, soprattutto per quanto riguarda il Cesena, ma sono eventualmente occasioni di mercato. Ritornando e legandoci al nome che abbiamo fatto prima, quello di Delia. Ecco perché falliscono. Ecco perché falliscono. Sì. Esattamente, probabilmente quella è una chiave di lettura assolutamente condivisibile, però ritornando un attimo su Tutino, io credo che il Carpi non lo abbia preso con la forza e fatto trasferire alla corte comunque del nuovo mister. C'era anche la volontà, seppur minima, di Gennaro Tutino a tentare questa nuova esperienza. Il Cosenza chiaramente era in cima alla lista per tutto quello che abbiamo raccontato e per tutto quello che sappiamo, ma il concetto deve essere chiaro: non è solamente il Napoli che ha voluto la soluzione Carpi, ma anche il calciatore che ha appoggiato questo tipo di sistemazione. Ma c'è una condizio sine qua non, un nuovo domino che potrebbe scatenarsi, perché a quel punto con l'arrivo di Tutino il Carpi può pensare, può aprire ad un'eventuale cessione di Nzola. Quindi seguiamo con attenzione, soprattutto nel weekend, quello che può succedere intorno a Nzola. E sempre sul mercato di B si è concretizzato finalmente lo scambio Mogos alla Cremonese, Capion appunto all'Ascoli, l'Ascoli che punta Petkovic e punta Beretta per l'attacco, mentre un altro nome caldo che si sta facendo in queste settimane in Serie B è quello di Antonio Cassano. Antonio Cassano, che è una pazza idea del Livorno, la priorità del calciatore e del suo entourage è quella di valutare una proposta dalla Serie A, ma il Livorno c'è, il Livorno attende. Lo vuole Lucarelli, lo vuole Torneremo Lucarelli. tra pochissimo con te, Attilio, a parlare di Serie C. Intanto Pippo, insomma, tanti nomi importanti in questa Serie B, invece io vorrei lasciare per un attimo la B, andare in Serie C, da quelle squadre calabresi come Catanzaro, Vibonese, Rende e anche Regina, che stanno allestendo degli organici competitivi, ecco. Sì, il Rende che ieri ha fatto la sua prima partita familiare con la Beretti, 7 reti, prima uscita in quel di Moccone dove è in ritiro, e il Rende punta ovviamente a riconfermare il campionato splendido che ha fatto in questa stagione, molti giovani alla corte di Modesto. Modesto lavora molto bene con i giovani, ancora non abbiamo visto i grandi colpi, ma probabilmente qualcosa farà anche il Rende, mentre la Regina si sta muovendo bene, così come il Catanzaro. La Regina che aveva puntato tutto quanto
su Bagley ovviamente rinnova con Cosenza, ci ha provato fino alla fine a poter avere l'attaccante francese fra le sue fila, però possiamo dire che Taibi sta facendo un gran lavoro, se non sbaglio ha portato Conson in difesa, sta facendo un gran, come dire, un bel lavoro veramente. Il Catanzaro, l'ha detto poco fa anche Raffaele, che dire, il Catanzaro ci è rimasto un po' male della vittoria del campionato da parte del Cosenza, c'è questa rivalità storica fra le due città e vorrebbe bruciare le tappe, ma tutti sappiamo che la Serie B, arrivare alla Serie B è un cammino programmato. Il Cosenza ha fatto il suo cammino, in 7 anni Guarasci ha disegnato una strada che se ne dica, ha avuto ragione lui, perché alla fine ha portato come dire, una squadra comunque competitiva, ogni anno ha avuto una squadra competitiva, un anno ha vinto la Coppa Italia, l'anno successivo è arrivata ai playoff, quest'anno i playoff li ha vinti. Possiamo dire che c'è stato quel pizzico di bravura mista a fortuna, ma come si dice, la fortuna aiuta gli audaci, e Braglia ha fatto un lavoro eccezionale. Io vorrei tornare sul lavoro di Braglia, perché si è molto dibattuto e discusso su questi derby che molti tifosi come dire, pretendevano il massimo, giustamente, ma a quello che si è capito Braglia ha lavorato per portare al top delle condizioni la squadra ai playoff. Da lì molte volte prestazioni in campionato che non sono sembrate sfavillanti, sono veramente, certe volte sono mancate le gambe. Io ho un pari, nei derby ci metto la firma, se poi alla fine il risultato è quello dell'anno scorso, assolutamente sì, però dobbiamo dire pure della Vibonese, che ha fatto un altro bell'acquisto, la Vibonese, il presidente Caffo, gli dobbiamo fare solamente tanto di cappello, che è riuscito a soffrire un anno in Serie D che non meritava, anche qui le storture, noi non raccontiamo perché da calabresi ne abbiamo visti di tutti i colori, a cominciare a Cosenza nel 2003, a fine dell'anno scorso con la Vibonese. Non vorrei che quest'anno pure il Crotone dovesse soffrire un po' decisioni abbastanza cervellotiche del Palazzo, che alla fine voglio dire, probabilmente, non dico che ci sono interessi più alti, ma salvaguardano determinati equilibri che poi alla fine io non condivido, perché poi alla fine la risposta del campo la danno i 20.000 spettatori di Cosenza che portano un'intera provincia ad assistere alle partite. Raffaele Regina, che il presidente Praticò ha detto quasi completa, mancano solo 2 o 3 elementi, la fideiussione, siamo sereni, e poi spero che aumentino anche gli abbonamenti. Insomma, una città come Reggio Calabria, che anche in queste ore c'è stato questo, facendo una piccola parentesi sugli altri sport, hanno deciso di fondare una nuova Viola dopo quello che era accaduto. È una città che vuole calcio, e quindi anche il presidente Praticò ha fatto questo appello, perché spera che la tifoseria, la gente si avvicina alla squadra proprio per portarla in categorie più importanti. Da sempre Reggio Calabria ha rappresentato un qualcosa di importante per la regione. Non scordiamoci che la Regina nella sua storia può vantare 9 campionati di Serie A, quindi ha dato tantissimo alla Calabria, e in questo senso ora è una città che è affamata di calcio, rivuole palcoscenici importanti, però sa che deve ripartire con umiltà, che nessuno regala niente, specialmente in Serie C. In questo secondo me l'allenatore Cevoli, che io ho avuto il piacere di conoscere quando era calciatore a Crotone, è secondo me la persona adatta. Taibi si sta muovendo molto bene. E campionati come quello che potremmo prevedere, perché ricollegandoci anche al Catanzaro non dobbiamo scordarci che una potenziale riammissione del Catania in Serie B, e qualora il Bari dovesse andare in Serie D e non in Serie C, per il Catanzaro secondo me le porte della vittoria del campionato sarebbero spalancate. Però anche in questo ho visto ieri la conferenza stampa del presidente Noto, un profilo molto basso, e in Serie C quando hai un profilo molto basso rende quello dell'anno scorso, i risultati prima o poi arriveranno. E anche perché il Catanzaro a questo punto, se
dovesse essere fondata il ripescaggio del Catania, potrebbe essere la squadra che può puntare alla vittoria del campionato, perché al momento sulla carta è quella più forte. Lo dicevamo nelle scorse settimane, parlavamo di Catania e Catanzaro per la vittoria del campionato. Se il Catania dovesse, diciamo, a questo punto essere ripescata, allora rimane solo il Catanzaro. Ovviamente poi sarà il campo a decidere, però almeno sulla carta dovrebbe essere così, Raffaele. E anche sul mercato, perché qualche giorno fa, insomma, ha strappato Giannone proprio alla corte del Catania, che sembrava fatta, quindi il Catanzaro ha una forza veramente straordinaria. Nelle ultime ore mi risulta che il presidente del Bisceglie, nonostante i tifosi del Bisceglie e del Bari non volessero il cambio di denominazione, mi risulta che nelle scorse ore ha cambiato nuovamente la denominazione da Bisceglie a Bari, quindi forse si riaprono le porte della Serie C per il Bari, però ovviamente se il Catania dovesse andare in Serie B, il Bari comunque dovrebbe ripartire con una nuova società, altri giocatori. Il primo anno sarebbe di transizione. Che le due tifoserie non sono d'accordo, né quella di Bisceglie né quella di Bari, e probabilmente però si ripartirà alla fine si dalla Serie D. d'accordo. Sì. Ah, quello bisogna vedere, perché pasticci ne abbiamo visto anche noi, non dimentichiamoci il Corende, che poi alla fine è scoppiato tutto, grande campionato di Mirabelli, il titolo del Rende, poi è successo quello che è successo, però alla fine, voglio dire, vince chi, magari, come si dice, chi la dura la vince. Attilio, e tu qualche novità di mercato per quanto riguarda la Serie C? Già hai dato un'anticipazione in precedenza. No, abbiamo sviscerato parecchi temi, soprattutto per quanto concerne il Catanzaro in queste settimane. Il Catanzaro, sono d'accordo con Raffaele quando diceva che anche sul mercato ha obiettivi, ambizioni importanti e soprattutto le idee chiare. Per San Domenico ad oggi non ci sono novità sul fronte Catanzaro. San Domenico resta un obiettivo forte e concreto della regina, che prima deve effettuare qualche uscita, ma la priorità della regina in queste ore è quella di centrare un centravanti importante. Teniamo sempre l'opzione Riva come opzione molto calda. Giannone, Figliomeni, sta sfumando Calderini, che è in procinto di passare alla San Benedettese. Abbiamo detto di Dunghia che è un colpo ad un passo, un altro calciatore importante che rinforza ulteriormente il Catanzaro. E poi occhio anche a quello che può succedere in difesa e soprattutto in attacco, dove abbiamo parlato di Murano, dove stiamo parlando di Marconi, dell'Alessandri, dove aggiungiamo anche, dopo questa giornata fatta degli scontri e indiscrezioni varie che si sono susseguite in questi minuti, aggiungiamo l'ipotesi Cacia, che è un'ipotesi presa in considerazione per molti fattori. Attilio, adesso approfittiamo, lasciamo per un momento il calciomercato, il calcio giocato, approfittiamo della presenza di Raffaele e di Perform Group proprio per capire come si svolgerà i diritti, insomma, per il prossimo campionato. Sappiamo che c'è questa piattaforma Perform che ha acquisito i diritti, insomma si parla anche dell'inserimento di Mediaset per trasmettere. Spiegaci tu, dai Raffaele, è inutile che parlo io a vuoto. Dove potremmo vedere tutti, la domanda di tutti è: dove la potremmo vedere l'anno prossimo la Serie B? Beh, è più facile a farsi che a dirsi. Allora, molto semplicemente, DAZN è una piattaforma digitale in streaming di Perform. Perform ha comprato in esclusiva tutti i diritti, poi però è sceso a compromessi e accordi prima con Mediaset e ora sembra anche con Sky. Come vedere la Serie B? Allora, tutto il pacchetto della Serie B ovviamente sarà disponibile solo su DAZN, ma per gli abbonati Mediaset con 19,90 € credo sia al mese, oltre a Premium Cinema, quei pacchettini insomma di Premium, sarà possibile avere un account, attenzione, un account DAZN, in maniera tale da vedere la Serie B su internet. Ora, chi ha una Smart TV può collegare il suo televisore a internet e vedere i contenuti sempre della piattaforma, ripeto, DAZN, gratuitamente, insomma gratuitamente no, perché si paga l'abbonamento ovviamente con Mediaset Premium a 19,90 €. Stessa cosa, ma c'è questa opzione per vedere. però bisogna avere, internet, certo, bisogna avere sempre la connessione a internet in maniera tale da abbonato Mediaset o da abbonato Sky da vederlo su 6 dispositivi e 2 anche in contemporanea. Però ribadiamo, non è che facendo l'abbonamento con Sky e con Mediaset solo col televisore si vedono i contenuti della Serie B, assolutamente no.
anche Sky, quindi insomma questo discorso vale anche per Sky, perché in queste ore proprio è uscita questa notizia che anche Sky potrebbe avere, non dico l'esclusiva, però insomma far vedere in chiaro alcune partite della Serie B. Su Sky sì, sono tutti i contenuti della piattaforma DAZN, quindi DAZN, sì. Parliamo di tutte le partite della Serie B e 3 partite della Serie A, quella del sabato alle 18, alle 20:30, sì. Domenica 12:30 e una delle domenica alle 15. Allora, torniamo a parlare invece a questo punto di calciomercato, vediamo cosa succederà insomma, nelle prossime settimane per quanto riguarda allora questi diritti TV, o meglio, queste sono le aspettative e vedremo i tifosi come risponderanno, gli appassionati e tutti quanti. Comunque sia, Pippo, parliamo di calcio di Serie A perché con Attilio nelle scorse settimane abbiamo ampiamente parlato soprattutto di Cristiano Ronaldo. Vediamo se Attilio ha qualche news dell'ultimo... No, da Juventina solo io, lui purtroppo da interista, possiamo dirlo. Purtroppo per Attilio. Ma diciamola così e così, dai, partiamo da un po' di retroscena sulla porta della Roma. Monchi e Raiola nelle scorse ore sono tornati a parlare di Gigio Donnarumma, un profilo che era stato proposto a Monchi, ma in questo momento la Roma non ha intenzione di puntare su Donnarumma. Il Paris Saint-Germain non ha intenzione invece di liberare Areola, quindi la Roma punta tutto su Olsen per la sua porta. Una trattativa in discesa, lo ha ammesso anche oggi Monchi in conferenza stampa. Poi per quanto concerne il Milan, il Paris Saint-Germain torna all'assalto di Leonardo Bonucci. In arrivo in queste ore la seconda offerta, la prima ricordiamo che non era stata ritenuta soddisfacente dal Milan, e in arrivo la seconda, sarà una seconda offerta che farà vacillare il Milan, che a questo punto apre alla cessione di Leonardo Bonucci. La Fiorentina vuole chiudere l'arrivo di Piazza ha un accordo totale con la Fiorentina, la Juventus non impedirà e accontenterà il calciatore, quindi anche questa una trattativa assolutamente in discesa. E poi sull'Inter, per accontentare magari anche il nostro direttore, perché no, che ci sta seguendo, l'Inter, così come in ogni sessione di mercato, ha in programma un tentativo per Matteo Kovacic, che resta il sogno dell'intera dirigenza dell'Inter, e l'Inter farà un tentativo per capire i margini. Operazione difficile, ai limiti dell'impossibile per l'alto costo che ha in testa Real Madrid per privarsi del calciatore croato, ma segnaliamo la volontà dell'Inter di provare ad effettuare questo tentativo per cercare di accontentare anche i tifosi, che in queste ore sembrano essere scatenati sul nome di Mr. X, ma il Mr. X dell'Inter riguarda Leandro Paredes, che è stato proposto, ma in questo momento l'Inter non è interessato al calciatore ex Roma dello Zenit. Ti piacciono queste notizie che ti ha dato? Sì, no, aspetto il nome, perché io delle cose degli Mr. X a me non piacciono. Spero solamente che arrivi quello che deve arrivare, che tutti sappiamo chi è, non lo diciamo perché siamo scaramantici. Però c'è una nota di agenzia che mi ha appena portato il direttore, che parla appunto di DAZN, che è vicino all'accordo fra Perform e Sky, grazie al quale gli abbonati alla TV satellitari, che ha diritti in esclusiva di 266 partite Serie A, potranno accedere alle trasmissioni di DAZN, incluse le altre 114 gare del campionato. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. L'accordo dovrebbe essere siglato e annunciato entro lunedì, quando ci sarà la presentazione di Sky. Perform ha già concluso l'accordo con Mediaset, in base al quale gli abbonati per Sport avranno un codice incluso nel prezzo dell'abbonamento per accedere a DAZN, l'applicazione che trasmette gli eventi. Però in più arriva anche trattative con team, Fastweb e altri operatori, tra cui Iliad, per la visibilità in diretta sui telefonini degli eventi. Insomma, hai ripetuto qualcosa che aveva già annunciato. Ma io ti ho dato l'agenzia che conferma quello che il nostro rappresentante, tra parentesi, di Perform. Più ufficiale di così, voglio dire. Certo. Invece con Raffaele, proprio in chiusura, questa notizia di Ronaldo che... No, però c'è DAZN che dice che trasmetterà a fine luglio, cominciano le trasmissioni. Confermi? Sì, dal 1° agosto. Dal 1° agosto. Vedi? Su una piattaforma digitale ci sarà anche l'app. Beh, che più di questo, siamo avanti, vediamo le informazioni, neanche il tempo di nascere, è vero? Io con Raffaele volevo tornare, senza che tu svii, io con Raffaele volevo tornare a Cristiano Ronaldo, sull'argomento Ronaldo, che insomma, ieri una foto postata, quando Raffaele, va in cucina a cucinare gli fate le fotografie. Certo, ce lo godiamo. Vabbè.
Raffaele, cosa ne pensi? Un campione che dopo tanti anni, insomma, non si parlava di campioni così da anni nel campionato italiano. Sì, sicuramente. Io credo che Ronaldo abbia invece introdotto in Italia un concetto molto più profondo e radicato, che è molto simile, secondo me, al concetto sportivo delle star in NBA. È un personaggio a tutto tondo che fattura molto più di qualsiasi altra società di Serie B o anche tantissime società di Serie A. Pensare che prende 30 milioni solamente dalla Juve, ma ne prende altri 40 all'anno da sponsor, è assolutamente un'industria di pubblicità, e poi ovviamente la tecnica del calciatore è indiscutibile, ha fatto tantissimi gol scusate, con il Real Madrid, con il Manchester United. È veramente un campione che serviva all'industria del calcio italiano, sicuramente farà le fortune della Juventus, un po' meno quello delle altre squadre, ma come richiamo e visibilità il calcio italiano ci guadagna. La Juventus 30 milioni di follower, Cristiano Ronaldo 130 milioni di follower, solo questo per dire, se fa una maglietta che ho scritto vi voglio bene, 130 milioni di magliette, vai! Ma hai visto in 60 secondi, ogni 60 secondi venduta una maglietta. Insomma, questa è un'operazione di marketing. Cioè, 34 anni, speriamo che giochi bene, dai. Me lo auguro che contro l'Inter non giochi. Io sento in sottofondo già la nostra sigla che sta per partire. Volevo collegarmi con Attilio, salutarlo. La prossima settimana forse ti vedremo qui in studio o sarai a Milano, Attilio? Assolutamente, tornerò a rompervi studio. Un abbraccio a tutti gli ospiti e gli amici che ci sono da casa, che ci seguono. Ciao! Un abbraccio e buon lavoro, Attilio, alla prossima settimana. Grazie a Raffaele Truncè di Perform Group, direttore di Sportim Calabria, neogiornalista. Auguroni anche per quest'altro traguardo raggiunto. Raffaele, grazie a Pippo Gatto che torna domani anche esattamente qui. Come al solito, come tutti ben sapete, alle 13:30 puntuali su TEN, Anteprima Sport, linea rovente, parleremo sempre di calcio e continueremo col calciomercato. A domani, rimanete su TEN, mi raccomando. Grazie Anna. Grazie per quest'altra settimana, ci vedremo alla prossima. Grazie a Enzo Loretti in regia, Giuseppe Costanzi in messa in onda. Appuntamento alla prossima settimana, arrivederci, grazie, arrivederci. In mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte è la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione. Non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male. Solo per questa sera tutto vale, tutto vale. Scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te dico bésame, bésame. Te dico bésame otra vez. Baciami senza legami, come se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Quiero besar
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!